Lunedì 1 marzo, Sant'Albino. È il 60° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 305 al termine. Il sole sorge alle 6:49, tramonta alle 17:58. La luna sorge alle 20:46, tramonta alle 8:11. Si costituisce a Vicenza una società letteraria denominata Accademia Olimpica. Di essa fa parte l'architetto Andrea Palladio, cui viene dato l'incarico di costruire un teatro per rappresentazioni classiche. Iniziato sotto la direzione del Palladio e portato a termine da Vincenzo Scamozzi, il Teatro Olimpico è un gioiello architettonico con gradinata e scena fissa raffigurante alcune vie di Tebe. Le previsioni per domani. Cielo sereno con ottima visibilità soprattutto in alta quota. In pianura e nei fondovalle possibili foschie o locali nebbie nelle ore più fredde. Temperature minime in leggero aumento in pianura senza notevoli variazioni o in locale diminuzioni in montagna. Massime stazionarie o in leggero calo.